Avvocato Ellero, in questi giorni è ripreso il processo per quanto riguarda l'affaire Banca Popolare di Vicenza. Secondo lei, specie nel mondo forense berico, che aria si respira? Si respira un'aria di deciso interesse e curiosità, del resto è uno dei processi più grossi e importanti che abbiamo avuto nel nostro tribunale. Ecco, il caso PPV è nato anche per i contenziosi legali che l'ex presidente Gianni Zonin ha avviato nei confronti di alcuni cronisti. Anche Giovanni Coviello, suo assistito, direttore di Vicenza Più, è fra questi. Può brevissimamente raccontare la sua storia, la storia del suo assistito? Sì, Giovanni Coviello ha costituito una campagna di stampa, se vogliamo, atta ad informare i suoi lettori di tutta una serie di questioni e problematiche che la stampa mainstream tendeva a sottovalutare. In particolare i legami relativi alla Fondazione ROI di Vicenza e la Banca Popolare di Vicenza, presiedute entrambe dal dottor Giovanni Zonin. Questo tipo di inchiesta ha portato a delle reazioni. L'allora Fondazione ROI, presieduta dal dottor Zonin, ha intentato una causa civile per risarcimento, per diffamazione contro il dottor Coviello e Vicenza Più. Causa che poi, una volta che la dirigenza della fondazione è cambiata, è stata abbandonata dalle parti. Ho capito. Ecco, il direttore Coviello è stato anche oggetto, mi corregga avvocato se sbaglio, di una richiesta di risarcimento in sede civile anche per una serie di inchieste, diciamo, sul mondo del settore formazione. Questi danni sarebbero stati in qualche maniera avanzati da funzionari della Regione Veneto. Può precisare anche qualche aspetto saliente di questa vicenda? Sì, si tratta di un'inchiesta che a partire da qualche anno fa Vicenza Più ha condotto relativamente ai corsi di formazione tenuti da alcuni enti accreditati presso la Regione Veneto. Della questione si è occupato, o meglio per così dire, è venuto a trovarsi investito anche l'onorevole Bergato, quando gli è stato consegnato un, chiamiamolo dossier di denuncia, di svariate centinaia di pagine che conteneva delle... Parliamo di Sergio Berlato, l'ex eurodeputato, oggi è consigliere regionale di FDI, giusto? Esattamente. Questo dossier conteneva appunto svariate ipotesi anche di reato in relazione alla gestione ed attribuzione e controllo su questi fondi e sugli enti che appunto fanno formazione. Il direttore Coviello e Vicenza Più hanno dato conto di questo dossier, di questo fatto, del fatto che questo dossier è stato portato all'attenzione della Procura della Repubblica di Venezia e in qualche modo anche del contenuto di questo dossier, visto che almeno in parte il direttore Coviello ne era venuto in possesso. Questo ha fatto evidentemente arrabbiare diciamo funzionari e dirigenti della regione, che hanno reagito con due rispettive azioni legali, e in sede penale e in sede civile, sempre per diffamazione. Ecco, parlando invece più in generale, in molti parlano spesso di azioni giudiziarie intimidatorie nei confronti dei giornalisti
se ne sente in qualche modo spesso parlare sulla stampa. Lei che dice a riguardo e come si può coniugare, diciamo, questo timore con l'attività di piccole testate indipendenti che ogni giorno hanno a che fare con notizie comunque di un certo peso? C'è una notevole differenza tra quello che accade a piccole testate indipendenti rispetto a quello che accade a delle grandi testate di maggior peso e diffusione. Per chi si sente diffamato o in qualche modo danneggiato da un articolo, ci sono moltissime possibilità di far valere le proprie ragioni, che dovrebbero cominciare dal chiamare il giornalista, chiamare il direttore di testata e dire: le cose non sono andate così, vi racconto la mia verità. Cose che magari viene fatta per quanto riguarda una grossa testata. Per quanto riguarda testate piccole, la cosiddetta stampa di minor caratura, insomma, si va direttamente in giudizio, si fa un'azione chiedendo risarcimento a spropositato, cosa che non si farebbe mai con un grande giornale, perché un grande giornale ha tutte le possibilità e la capacità di risponderti con adeguate armi. Se tu fai causa ad un grosso giornale per diffamazione senza avere tutte le ragioni dalla tua, commetti un autogol clamoroso, la stampa ti può distruggere. Una piccola testata non ha queste capacità. E una causa intentata per centinaia di migliaia di euro contro una piccola testata indipendente, anche soltanto per quanto riguarda il pagamento delle spese legali, può essere distruttiva. Questo anche tenuto conto che, se noi andiamo a guardare quelli che sono i risarcimenti anche in cause vittoriose che vengono assegnate alle parti, si parla di poche migliaia di euro, 5, 10, 20. Quindi quando si vanno a chiedere 400, 500, 600 mila euro, 1 milione di euro a testate che oltretutto hanno una diffusione molto relativa, non parliamo del Corriere della Sera, di Repubblica, di Mediaset, della Rai, chiaramente l'intento non è quello di ottenere quel risarcimento, cosa che è assolutamente impossibile e gli attori lo sanno benissimo, quanto quello di danneggiare, di vendicarsi sulla piccola testata. Ecco, avvocato, un giudizio spassionato. Secondo lei l'opinione pubblica è sufficientemente a conoscenza di questo problema, o secondo lei, dal punto di vista della sua esperienza, ignora in gran parte questo problema? Secondo me questo problema è completamente ignorato. Noi come lettori siamo informati delle minacce di querele dell'onorevole Boschi al direttore De Bortoli, perché ne sentiamo parlare sulla 7 a 8:30, perché lo leggiamo sul Corriere della Sera. Ma di tutte le centinaia e migliaia di cause fatte, promosse contro piccole testate, non abbiamo alcuna contezza, non c'è, soprattutto da parte della grande stampa, forse nemmeno interesse a portare questa questione ai lettori. ROI, la fondazione demolita. Il marchese Giuseppe Roi la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora ROI, la fondazione demolita. L'ebook a 3,99 € e il libro a 12 € li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione. ROI, la fondazione demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci.